A Novara di Sicilia, piccolo borgo del Messinese, nel periodo di Carnevale sono protagoniste non solo le maschere e i coriandoli, ma anche il maiorchino, tipico formaggio pecorino locale. Da anni si ripete la tradizione il gioco del maiorchino, singolare torneo a squadre che affonda le sue origini nella più autentica cultura silvo-pastorale del piccolo centro collinare. Questa è la tecnica per il lancio, guardate. Si ce la può. In tanti piccoli e grandi si sfidano per diversi giorni nel lancio della forma di formaggio dai 10 ai 12 kg con uno spessore di 10-12 cm e avente un diametro intorno ai 35 cm. Questa forma di formaggio pesa diversi chili. Bello è! Sto attorcigliando il laccio alla zara attorno alla forma di maiorchino. Questo serve per dargli forza, imprimergli forza e dare anche un po' di direzione. Quali sono le regole del gioco? Sono simili a quelle del golf, per intenderci. Quindi ogni squadra si segna il formaggio dove arriva il proprio tiro e si fa in sequenza tutti i tiri fino ad arrivare al traguardo. Si chiama a salva. Chi arriva a salva con minor colpi oppure a parità di colpi che arriva più lontano rispetto al traguardo. Il maiorchino, pregiato e gustosissimo formaggio pecorino di produzione locale, viene lanciato con il mazzacorto. L'azzada di 3 metri, 3,50 m ha vinto lungo la circonferenza del formaggio che rotola per le viuzze del paese. Decine di giocatori organizzati in squadre composte massimo da 3 elementi e denominate con i nomi dei quartieri si contendono la vittoria finale a colpi di maiorchino. Numerosi sono gli imprevisti, i trabocchetti, per cui non c'è mai sicurezza di vittoria. Salve, ma quanto pesa una forma di formaggio? Questa pesa 13 kg. 13 kg, ma quante se ne utilizzano per questo gioco? Una sola oppure ce ne sono? Una per partita. Una. E poi che fine fanno queste forme? Alla fine la tagliamo e ce la mangiamo. Ah, quindi viene mangiata poi. Perfetto. Quante squadre ci sono in gara? 3 squadre composte da 3 giocatori ciascuno. 3 squadre. E si alternano i giocatori in ogni turno di tiro. Possono partecipare tutti a questa squadra? Quest'anno c'è stato anche il torneo femminile e anche per i bambini. Questo gioco ha avuto un importante riconoscimento proprio di recente. Sì, ultimamente è rientrato con pieno merito nei beni immateriali dell'UNESCO, anche insieme all'Associazione del Tocatì di Verona. Molto spesso accade che i giocatori meno esperti prevalgano sui più quotati. Vince chi raggiunge il traguardo con il minor numero di lanci. Le strade di Novara di Sicilia diventano una scenografia naturale del simpatico gioco la cui origine si fa risalire a diversi secoli fa a seguito della caduta accidentale di una forma di maiorchea. Da 400 anni sempre sullo stesso tragitto stiamo vedendo la più grande gara agonistica di una straordinaria ruota di formaggio. Il maiorchino, prodotto tipico locale che noi lo arrotoliamo per le strade del paese, è qualcosa di spettacolare. Quest'anno è stata un'edizione straordinaria perché per la prima volta il gioco del maiorchino è entrato nel registro dei beni materiali dell'umanità, cioè patrimonio dell'UNESCO, grazie a l'associazione Giocantichi di Verona, che è qualcosa di cui noi facciamo parte da circa 20 anni, hanno fatto sì che questi giochi antichi diventassero veramente il patrimonio dell'umanità.
La prima manifestazione popolare a Novara di Sicilia dovette avere inizio nel primo trentennio del 1600, epoca in cui cominciava ad essere battuta la strada che va dallo spigolo della cappella della Madonna del Carmine, inizio discesa della matrice, al piano Don Michele. Ancora oggi a Novara si pratica nel periodo carnascialesco questo gioco con tanto entusiasmo e seguendo le vecchie e poche antiche regole. In palio, naturalmente, vi è la Maiorchea. Per le vie del centro storico del borgo messinese si vive un'atmosfera di esultanza, di emulazione e rivalità. Durante il gioco si pronunciano parole di diverse lingue, parole e accenti arcaici. Sono parole che non si ripetono nell'anno, ma soltanto in occasione della sagra invernale novarese, che si svolge appunto nel periodo di Carnevale. E capita. Si è rotta la forma? Si è rotta la forma, quindi deve essere sostituita. E siccome bisogna cambiarla a parità di colpi fra tutte le squadre, era l'ordine giusto, la sequenza giusta dei colpi, e quindi si è preferito sostituirla adesso. Quindi può capitare anche questo? Capita spesso? Sì, quello dipende anche dagli spigoli che si prendono o meno. In questa gara ci sono stati diversi spigoli già presi e quindi il formaggio ne risente sempre di più fino a che cede. Aria! Aria, manca l'aria! Sembra la posizione della strada! Aria! Da quanti anni partecipa a questo gioco? Io da 5. Quanto pesa? Sui 13 kg. Sui 13 kg. Ma è in salita la gara, dici? Penso che giù sopra, fa l'altro posto. Il proprietario del mulino. Io mi hanno conosciuto. È andato bene anche Bravo fratello! Sei contento? Un po'. Ancora non è finita la gara. Ancora non è finita? Cosa manca? 2 tiri mancano 2 tiri. 2 tiri. Volta fatta a casa. Sparato, sta a Bahia Chiesa. Vai. Ahimè. Ahimè. Salve, da quanti anni partecipa a questo gioco? Un paio d'anni, non ricordo, ma un paio d'anni c'è. Cosa si prova nel lanciare il formaggio? Un po' di soddisfazione. Vai Giovanni!
Com'è andata? Com'è andata? Siete secondi? Sì, secondi. Secondi? Dico, tutto sommato siete soddisfatti? E ci siamo divertiti. Come si chiama la vostra squadra? La Striscia. Avete stravinto? Sì, Siete soddisfatti naturalmente? sì, soddisfattissimo. Da quanti anni partecipa? Primo anno. Primo anno, quindi avete già portato a casa il risultato? Sì. Siete tutti giovani? Fatti la foto. Allora, una vittoria oggi? Una vittoria. E Prima vittoria. Prima vittoria, perché siete tutti giovanissimi. Sì, nuova squadra. Nuova squadra e portate già a casa il risultato. Sì, sì. Allora, i vostri nomi? Siete in tre? Sì. Allora, vediamo un po', tu come ti chiami? Ivan. Ivan. Cristian. Cristian. E Giuseppe. Giuseppe, siete tutti di Novara di Sicilia? Sì, siamo di Novara di Sicilia e lui è originario di Novara di Sicilia. Di Sicilia. Sì, siamo Quindi avete formato quest'anno questa squadra per la prima È volta. la prima volta, sì. Ma come avete fatto a vincere? Fortuna o Abbiamo bravura? fatto un po' di fortuna, un po' di bravura, così è, il mallorchino così è. Questa è la squadra più debole. Gli ha dato dei giusti consigli. Bravo, gli ho dato dei giusti consigli, i ragazzi ascoltavano e andavano avanti. Ma qual è il segreto per vincere? Il segreto ci vuole anche un po' di più. La prima cosa, perché qua ci sono dei tiratori troppo bravi, che vengono da Pantina, da Terme Pigliatori, e anche la squadra, il Mulino è una squadra forte. Questi ragazzi erano più debolucci, ma comunque ce l'hanno fatta. E quali sono le regole? Le regole si inizia dalla piazza Michele Bertolami, lungo questo tragitto che abbiamo fatto con la chiusura qua in via Verga, a circa un chilometro e 200 metri. Quindi la forma di formaggio viene poi arrotolata con una cordicella? Sì, viene arrotolata con una cordicella, si tira un po' dritto, Bisogna farla andare il più lontano possibile? più lontano possibile, il lancio più lontano possibile. Quando riesce, quando si sbaglia, purtroppo va a finire anche che ci sono delle scalinate che noi le chiamiamo catafurchi e poi è difficile a uscire in base al peso del formaggio. Un po' è simile al gioco del golf. Sopra e giù sì. Quanti lanci si fanno generalmente per arrivare al traguardo? Con una buona riuscita in 5 lanci si dovrebbe arrivare all'arrivo. Se va male anche 10. Un secondo posto che vi lascia un po' di amaro in bocca. È un po' sì, perché durante la gara eravamo stati un po' sfortunati nei primi tiri. Diciamo, abbiamo recuperato alla fine facendo dei lanci abbastanza imprevedibili. Forza Mario Scagliò. Rischiando anche molto, perché essendo indietro uno deve tentare di fare più strade, quindi rischia alcuni punti strategici nel percorso. Vi rifarete il prossimo anno? Speriamo, noi ce la mettiamo, vediamo.